l'autorizzazione all'acquisto e all'importazione di 4 milioni di dosi, così Zaia dopo le polemiche scoppiate per la ricerca del Veneto di acquistare vaccini anti-Covid sul mercato estero. Il 20% il Veneto resta giallo per un'altra settimana, ma preoccupano le varianti. Il 20% dei nuovi contagiati anche in Veneto ha la variante inglese. Un bambino di 2 anni ricoverato a Treviso per polmonite batterica è stato ora dimesso. A preoccupare però i sanitari sono i casi di sindrome post-Covid. Sono 7 fino ad ora i bimbi che ne sono stati colpiti. Nel sabato dello spritz arriverà in centro a Padova un tampone antigenico per una ricerca di università e regione. Passeggiata a senso unico dal Prato alle piazze, ritorno per Ghetto e Riviere. I ladri razziano l'appartamento per l'11ª volta mentre i proprietari sono in casa. Una famiglia di Borbiago lancia l'SOS, non ne possiamo più, ormai non c'è più niente da rubare. E ladri anche nella casa di famiglia di Gioe Formaggio, dove adesso vive la nipote. Vi auguro la morte, scrive su Facebook il consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Il paese padovano di Veggiano, con meno di 5.000 abitanti, è il più giovane del Veneto. Divenne famoso durante l'alluvione del 2010. Nel frattempo il comune ha aumentato la sua popolazione e potenziato i servizi alle famiglie. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la campagna di vaccinazione. Abbiamo chiesto ad AIFA l'autorizzazione all'acquisto e all'importazione di 4 milioni di dosi e tiriamo dritto per questa strada. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dopo le polemiche scoppiate per la ricerca di acquistare vaccini anti-Covid sul mercato estero. E intanto preoccupano anche le varianti. Sentiamo. Se non è una roba losca, questa è attività a favore dei veneti. Caccia all'acquisto di vaccini anti-Covid sul mercato estero. Dopo le polemiche scoppiate sul caso Veneto, il presidente della regione risponde mostrando assieme al direttore generale della sanità Flor la lettera indirizzata all'AIFA nella quale ha chiesto di poter negoziare l'acquisto e l'importazione di 4 milioni di dosi. In questo momento noi siamo nella fase in cui abbiamo gli elementi per poter ricevere un contratto da sottoscrivere. Noi abbiamo subordinato la possibilità di procedere e quindi di chiudere all'autorizzazione che è necessaria per l'importazione, perché questa è una legge dello Stato. Noi tiriamo dritti, prosegue Zaia, perché l'obiettivo è vaccinare i cittadini il prima possibile. E se c'è supporto legale e se c'è solidità nella contrattazione, non vorremmo capire se è possibile o no acquistarli. Se poi il governo o qualche ente nazionale o qualche invidioso che c'è in giro dice di no, lo scrive nero su bianco. E c'è un aspetto morale che io vorrei sottolineare, che è quello di dire che la strada va perseguita, si deve arrivare fino alla fine della trattativa, e se non si comprano perché qualcuno non ce li vuole vendere o perché qualcuno ci vuole impedire di comprarli. Ma questa è una responsabilità che io non mi porto in pancia. Il vero problema, spiega il direttore Flor, è la carenza di vaccini. I vaccini che abbiamo sono troppo pochi. La nostra capacità di vaccinare è 10 volte superiore ai vaccini che abbiamo a disposizione. Con gli attuali approvvigionamenti, solo per vaccinare con la doppia dose i 360.000 veneti over 80 si arriva alla fine di aprile, e mentre il Veneto resta giallo per un'altra settimana c'è una nuova fonte di preoccupazione che si chiama variante inglese. Ci sono varianti inglesi, su 182 tamponi analizzati abbiamo quasi un 20% di varianti inglesi presenti, ma vi porteremo i dati la prossima settimana. E a proposito dei dati relativi al contagio, sono 636 nuovi casi di positività al virus in Veneto nelle 24 ore, 213 da questa mattina, 32 i decessi, calano i ricoveri in terapia intensiva, siamo a 152 persone ricoverate, mentre sono 1461 i ricoverati nei reparti di area non critica. Ma preoccupa ora il Covid nei bambini. Un bimbo di 2 anni è ricoverato a Treviso per polmonite batterica dopo aver contratto il Covid, ora sta meglio ed è stato dimesso, ma a preoccupare sono soprattutto i casi della cosiddetta sindrome post-Covid. Sentiamo. È stato dimesso ieri dal reparto di pediatria
è un bambino che aveva una polmonite batterica classica. La paura è passata per un bambino di soli 2 anni cui il virus del Covid ha scatenato una polmonite batterica. È il 20° bambino dall'inizio della pandemia arrivato in pediatria a Treviso. Nessun caso grave. A preoccupare forse di più nelle ultime ore ai sanitari è la sindrome post-Covid. 2 bambini sono attualmente ricoverati a Padova. Abbiamo avuto 7 casi noi, da marzo, l'ultimo dimesso una settimana fa. È una superinfiammazione, un'attivazione incontrollata del sistema immunitario che provoca danni multiorgano. Colpisce frequentemente il cuore, anche con quadri severi, colpisce molto frequentemente l'apparato gastrointestinale. Sono bambini che entrano con un tampone negativo perché l'infiammazione si scatena soltanto dopo 2-6 settimane dall'infezione da Covid. 4 bambini su 7 sono entrati in ospedale con una diagnosi di sospetta appendicite. Tutti sono bambini sopra i 7 anni. Nell'80% dei casi l'evoluzione è buona, tutti i nostri 7 pazienti sono andati molto bene. La cura è quella di bloccare l'infiammazione, quindi si fanno le immunoglobuline, gli anticorpi e il cortisone ad alte dosi. Per ora a Treviso non è stato identificato nessun caso invece come quello in cura al Burlo Garofalo di Trieste di mutazione scozzese del Covid. Primo caso di mutazione già individuata ma soltanto negli adulti. Se in generale le sindromi respiratorie come le bronchioliti sono drasticamente diminuite dall'inizio della pandemia, anche grazie ai sistemi di protezione individuale c'è un dato che non deve essere trascurato e che preoccupa parimenti chi ha in cura la salute dei bambini. È un aumento del 20-30% purtroppo dei bambini invece con problematiche neuropsichiatriche. Ad esempio? Ansia, depressione, autolesionismo, disturbi della condotta alimentare, difficoltà familiari a gestire bambini con problemi già in precedenza, anche questa è un'emergenza. E lavoro in corso al Palasport di Loreggia, dove martedì partirà la campagna di vaccinazione degli over 80 del campo San Pierese. Grande l'attesa per tutta la settimana, con via vai di anziani per timore di non arrivare puntuali all'appuntamento. Vediamo. Ormai è tutto pronto, martedì apriamo finalmente, dico, perché è una iniziativa che attendiamo da parecchio tempo. Questo piano di vaccinazione finalmente parte. Speriamo arrivino anche i vaccini in maniera continuativa per finire quanto prima. I lavori vanno avanti senza soste, sono quasi al traguardo. Il Palasport di Via dello Sport, centro vaccinale dell'ULSS 6 per il territorio del campo San Pierese, è pronto. Ampio parcheggio, montati 5 box dove si eseguiranno le vaccinazioni, il riscaldamento è già in funzione. L'attesa, soprattutto da parte degli ottantenni che per primi varcheranno l'ingresso, è alta. Tantissima attesa, guardi, anche stamattina alcuni anziani sono venuti a vedere il posto dove venirsi a vaccinare per paura di non trovarlo subito e essere pronti quel giorno in cui sono già stati invitati, sanno già dove e come arrivare a questo locale. Per gli anziani che non possono recarsi con mezzi propri o non hanno una rete parentale, noi a Loreggia faremo un servizio anche di trasporto con il pulmino in dotazione del comune, e so che anche i altri colleghi sindaci del territorio si stanno attrezzando in tal senso. Massima la collaborazione tra sindaci in questo territorio solidale su obiettivi concreti. Il punto sarà aperto per ora martedì e giovedì dalle 9 alle 17:30. L'obiettivo è essere aperti tutti i giorni. Le sedi sono ancora accatestate, ma entro martedì saranno posizionate in maniera distanziata proprio nella parte centrale del palazzetto, che diventerà la sala d'attesa dopo il vaccino. Secondo i calcoli dell'ULSS, qui si potranno vaccinare fino a 500 persone al giorno. Il Veneto resta in fascia gialla e si prepara ad affrontare il secondo fine settimana appunto di fascia gialla, che sarà caratterizzato da freddo intenso ma bel tempo. Nel centro storico di Padova è pronto il piano anti-assembramento con regolazione del flusso pedonale a senso unico, e nel pomeriggio di sabato sarà servito il tampo spritz. Sentiamo.
Ho contattato questa mattina il sindaco di Padova, abbiamo già mandato richiesta formale, domani saremo in piazza a Padova, quindi è la prima piazza sul progetto col professor Baldo, quindi ci sarà una tenda della protezione civile all'equipe del professor Baldo, domani pomeriggio saranno in piazza a Padova. Con lo spritz servito anche un tampone rapido antigenico di ultima generazione, sabato pomeriggio nelle piazze del centro storico di Padova. Test su base volontaria che andranno ad aggiungere dati allo studio sulla diffusione del coronavirus nella popolazione condotto da Regione e Università di Padova, centro storico cittadino che a una settimana esatta dal primo weekend di fascia gialla proverà a contenere il flusso di persone. Dalle 14 alle 19 di sabato e domenica, Corso Umberto e Via Roma si potranno percorrere solo a senso unico in direzione Piazze e Liston, mentre per il rientro in Prato della Valle si dovranno scegliere vie alternative. Lungo il percorso saranno presenti 35 agenti della Polizia Locale di Padova e 15 volontari della Protezione Civile che bloccheranno la circolazione pedonale in caso di necessità per permettere un maggiore distanziamento tra le persone. La cronaca, ora andiamo a Borbiago di Mira dove una famiglia ha subito l'11° furto. Vediamo. Gli hanno razziato la casa per 11 volte, non contando la volta in cui gli hanno rubato l'autoradio dalla macchina parcheggiata fuori sfondando il finestrino. Non ne possono più Walter Sponchiado e la moglie, che l'altro ieri hanno nuovamente trovato la casa sottosopra. Stavamo guardando la televisione, erano circa le 18:30 e a un certo punto abbiamo sentito il cane che abbaiava e mi è sembrato di aver avuto la porta aperta. Siamo scesi e erano entrati, abbiamo fatto in tempo a accorgersi che erano entrati in taverna, avevano aperto tutti i cassettini e poi se ne sono andati di fretta. Stavolta non hanno fatto in tempo a prendere nulla, ma negli ultimi 15 anni i ladri gli hanno portato via di tutto. Una volta addirittura si sono portati la televisione. Ed è con la stanchezza di chi lancia l'ennesimo SOS che Walter e sua moglie rimarcano: qui ormai non c'è più nulla da rubare. Si spera perlomeno che ci sia un controllo così, perché se nemmeno di giorno uno può stare tranquillo in casa, è più il danno e il malessere che uno prova quando rientra in casa, insomma, tutto sommato non c'è più niente da rubare, insomma. Le dinamiche in cui i banditi sono riusciti ad entrare in questi 15 anni sono state le più disparate. Hanno sfondato la porta d'ingresso, hanno sfondato la porta del bagno sopra, sono entrati dal soggiorno al piano superiore salendo dalla grondaia, per cui non è che arrivano e entrano perché è tutto aperto, di solito è chiuso. L'altro ieri si sono prima introdotti nel cortile dei vicini di casa, i Palatron, anche loro visitati dai ladri 6 volte negli ultimi 4 anni e hanno messo fuori uso l'illuminazione esterna. In fondo là, cos'è storto tutti i ferri, e li saltai, li sono venuto qua. In casa non sono entrati. E ladri in azione anche ad Albettone nel Vicentino, nella casa sopra il ristorante di Gioe Formaggio, in quello che era stato il suo appartamento. E gli auguro di morire. Non le manda a dire Gio Formaggio, pensieri e parole che scrive anche nel post che pubblica su un social. Lui, l'ex sindaco sceriffo di Albettone decollato in Consiglio regionale Veneto, non la prende bene. Ladri in quello che era stato il suo appartamento dove oggi vive la nipote. Mia nipote ha 25 anni con suo marito. E alle 8 di sera, se c'era un bambino, se lei era in casa perché il marito era andato via in macchina e non si erano accorti, cosa succedeva? I ladri sono entrati in azione alle 8 di sera e dopo aver messo a soqquadro la casa sono fuggiti con 3 orologi, alcuni gioielli e una bicicletta. Un colpo messo a segno proprio sopra il ristorante di Gio Formaggio che, quando era sindaco sceriffo di Albettone, mise un cartello al confine del paese con un messaggio a tutti i ladri:
In questo comune non esiteremo a spararvi se violate le nostre case e minacciate le nostre famiglie. E io continuo a rimanere armato a casa perché a casa mia non voglio che i miei figli e mia moglie rischino niente. Insomma, Joe è sempre Joe, coerente col suo pensiero che non ha mai nascosto. Se prendono questi qua non vanno in galera, invece se li prendono devono farsi 3 mesi ma fatti bene, a pane e acqua e magari qualche calcio in culo, perché se li meritano tutti. Certo, anche Gio Formaggio, al di là delle provocazioni, sa bene che non si può risolvere tutto con una schioppettata, anche perché si rischia di passare dalla parte del torto. Qua, se dovessi sparare in casa, viene fuori una guerra. Ci ricordiamo tutti Stacchio, ci ricordiamo tutti gli altri che passano dei guai, passano processi, perché qua in Italia purtroppo si processa chi si difende e non chi attacca. Cioè, siamo il paese dei balocchi, siamo il paese dei balocchi per i ladri. E allora, proprio ai ladri, se sono in ascolto, Gio Formaggio lancia un messaggio con una dedica particolare. E siete stati fortunati ad andare da mia nipote, perché se andavate in una casa più in là dove c'era mio fratello, che è armato anche lui, o una casa più in qua ancora dove ci sono io, magari non finiva così. E a Trevignano, in provincia di Treviso, i carabinieri hanno individuato gli autori delle sassate alle finestre al centro polifunzionale. Sentiamo. Le finestre rotte sono ancora lì, con i nylon al posto dei vetri, a testimoniare l'atto vandalico di una ventina di giorni fa. Preso di mira il Cubo, una delle strutture pubbliche del comune di Trevignano. Palestra per le scuole confinanti, ma anche sede di associazioni, all'esterno è anche punto di ritrovo dei giovani e giovanissimi della zona, che come si vede lasciano costantemente tracce del loro passaggio. E sono 2 quindicenni che hanno spaccato con delle grosse pietre queste 2 finestre. Ad incastrarli le immagini dell'impianto di videosorveglianza, oltre alle testimonianze di alcuni residenti della zona stanchi degli eccessi segnalati più volte al sindaco e alle forze dell'ordine. 2 giovanissimi che a breve si presenteranno con i genitori in municipio. Avevamo dei sospetti che fossero dei ragazzi e questo è stato confermato dalle indagini dei carabinieri. Quindi adesso, trattandosi anche di ragazzi in cui alcuni genitori già si sono già rapportati con l'amministrazione. Cosa sta pensando il sindaco, diciamo così, come ammenda da dare? Guardi, questo sarà un momento di confronto che avremo noi con le famiglie e con i ragazzi, quindi non si tratta di ammenda, si tratta di fare un percorso insieme. Qualcosa socialmente utile? Potrebbe essere qualcosa di socialmente utile o comunque educativo per i ragazzi. Noi abbiamo già un'iniziativa con degli educatori di strada che quindi si rapportano con questi ragazzi, ci sono gli oratori, ci sono tante realtà per cui vedremo di fare qualcosa. Linea alla regia, ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi. Rieccoci in diretta con il telegiornale del Veneto, parliamo ora di carrozzerie e meccanici in crisi a causa delle restrizioni provocate dalla pandemia. La situazione è preoccupante perché abbiamo un calo di lavoro di circa il 40-45% stimato in tutto il gruppo autoriparazione, quindi comprese le carrozzerie. Anche in provincia di Treviso gli effetti della pandemia si stanno facendo pesantemente sentire nel settore dell'autoriparazione, con meccatronici e carrozzieri costretti a far fronte ad una riduzione del lavoro che in molti casi supera il 40%. Confartigianato, impresa marca trevigiana, stima che il lockdown e lo smart working hanno fatto calare repentinamente la necessità di interventi di manutenzione e riparazione delle auto e il conseguente lavoro nelle autofficine. Nelle 300 carrozzerie attive in provincia la situazione è ancora più grave. Le carrozzerie hanno sofferto di più perché gli impatti tra vetture o i sinistri tra vetture sono molto diminuiti, visto che la percorrenza del chilometraggio delle vetture è scesa da circa 2 miliardi di chilometri. Un calo che sta causando un pesantissimo contraccolpo economico che coinvolge circa 900 officine e oltre 3.000 addetti tra meccanici, meccatronici e gommisti. Per il comparto carrozzerie e autoriparazioni si respira il timore di un contagio della crisi che sta già
già attanagliando il mercato delle vendite auto. La categoria sta pagando anche il congelamento delle manutenzioni dovuto alle proroghe della scadenza delle revisioni che si sono succedute per tutto il 2020, creando un generale calo della sicurezza e piena efficienza del parco circolante. Per far fronte a questa situazione, gli associati a Confartigianato lanciano un appello al governo. Abbastanza semplice, potrebbe essere una riduzione dell'IVA sulle riparazioni, delle incentivazioni, diciamo un benefit sulla riparazione di manutenzione. Queste sono scelte che chiaramente la politica potrebbe fare. Andiamo ora sull'altopiano di Asiago con un altro avvistamento di un branco di lupi in Val Lastaro. Si moltiplicano in questo periodo gli avvistamenti di lupi nell'altopiano dei 7 comuni. L'ultimo, in ordine di tempo, arriva dalla Val Lastaro, nel territorio comunale di Conco, dove il conducente di un mezzo in transito in zona si è trovato di fronte a un branco che risaliva sul pendio innevato, a pochi metri dalla strada. Si tratta di un'area sempre molto frequentata sia d'inverno che d'estate, a poche decine di metri dal complesso delle Laite e dai centri abitati. Un altro documento eccezionale che testimonia la presenza di branchi di lupi nell'altopiano dei 7 comuni. A Bassano ora il Ponte Vecchio rimarrà chiuso almeno per una settimana ancora. Peccato che commercianti ed esercenti siano stati avvertiti via WhatsApp con poche ore di anticipo sulla prevista riapertura. Sarebbe stato bello in questi giorni vedere il Ponte Vecchio affollato di mascherine, innamorati, visitatori, turisti. Invece il vento freddo dell'est che soffia sul Veneto ha portato una doccia gelida per chi vive del ponte e vive vicino al ponte. Già, il ponte è chiuso per lavori e fin qui niente di strano. Il complicato intervento di restauro del paziente eccellente bassanese è ormai alle battute finali e anzi è il caso di sgombrare subito il campo da dubbi. Eventuali ritardi dovuti a contrattempi nelle consegne dei materiali o di situazioni contingenti di cantiere sono sempre da mettere in conto. Qui non si parla del ritardo nella riapertura rispetto a quanto era stato annunciato dall'amministrazione di Elena Pavan. Qui si parla, con grande rammarico, della gestione dei rapporti con la città nella vicenda del ponte da parte dell'amministrazione di Elena Pavan. Dopo continue rassicurazioni sul rispetto dei tempi di riapertura da parte del comune, i commercianti della zona sono stati avvertiti del rinvio di una settimana con un messaggio WhatsApp a poche ore dal termine annunciato. Il tutto a ridosso di un fine settimana molto importante per negozi, bar e locali, fra Carnevale, San Valentino e Zona Gialla. Ai residenti poi nessuno ha detto nulla, più o meno quel che è successo per la pavimentazione e per altri interventi simili. Il municipio dista poche decine di metri dal ponte, ma come hanno constatato commercianti ed esercenti è come se fosse su un altro pianeta. Quindi per qualche altro giorno ancora la zona del ponte si presenterà così agli occhi dei visitatori, dei cittadini, degli amanti della storia di questo magnifico posto. Poi finalmente torneremo ad avere il Ponte Vecchio. Dal suo rinomato atelier di Piazza San Marco, la nota stilista veneziana Antonia Sauter ci racconta come è stato per Venezia quest'anno drammatico di lavoro e progetti senza eventi, ma guarda al futuro con speranza nel prossimo ballo del Doge e ha un suo sogno nel cassetto. Quella del sabato di Carnevale in Laguna è da sempre la sua notte magica, quella del ballo del Doge. Per quest'anno solo un inviato, non annullato, ci racconta Antonia Sauter, di ritorno dal suo grande successo di Cortina. Io e il mio team ogni giorno ci dedichiamo al progetto del ballo del Doge, che quest'anno è sospeso, ma non annullato. Sarebbe dovuto andare in scena il 13 febbraio, nella notte che prelude il giorno dedicato all'amore, Amor Opus Magnum, ovvero l'amore è la grande ricchezza. La progettualità della stilista e ideatrice di eventi è, come sempre, molto ricca. Io sono costantemente a progettare. La reclusione forzata della pandemia mi ha permesso di dedicare molto tempo alla progettualità. In Anima Regina, per esempio, è un mio sogno nel cassetto, che coltivo da qualche anno e sono riuscita a strutturarlo proprio in quest'ultimo periodo. L'ultimo anno però è stato davvero difficile per tutti coloro che fanno della loro arte e degli eventi il proprio lavoro quotidiano. Tutti coloro che gravitano intorno al teatro, alla lirica, ai concerti, all'organizzazione di eventi come nel mio caso, dall'inizio della pandemia sono rimasti senza lavoro e soprattutto senza tutele. Non siamo fatti
fatti solo di bisogni primari, ma la nostra anima si nutre di emozioni, di cultura, arte, di esperienze vissute. E sulla proposta di un prossimo carnevale d'estate, già a giugno o luglio 2021, commenta così: potrebbe senz'altro essere una buona idea. Aveggiano, ora paese padovano, che è il più giovane del Veneto. Età media 40 anni per gli abitanti di Veggiano, un primato in Veneto. Sono 4.748 i residenti del comune padovano, posizionato a metà strada dai centri storici di Padova e Vicenza. Forse anche questo ha convinto, soprattutto negli ultimi 20 anni, molte giovani coppie a risiedere qui. I prezzi delle case sono da tempo più bassi che nei comuni vicini. Il centro del paese è isolato rispetto alla statale 11 ed è un vantaggio in quanto è immerso nel verde. La Padova-Vicenza resta esterna a Veggiano e ne attraversa solo la zona industriale. La recente espansione edilizia residenziale è evidente ma segue alcune regole. Non si sono mai costruiti condomini, ma sempre un'edilizia legata alle B trifamiliari, quindi legata effettivamente al territorio verde del nostro comune. E in questi ultimi decenni l'amministrazione ha perciò dovuto investire in opere pubbliche a favore dei veggianesi più piccoli. Pensiamo che Veggiano, pur avendo meno di 5.000 abitanti, ha un asilo nido da 30 posti che serve anche ai comuni limitrofi. Abbiamo dovuto ampliare negli ultimi anni le scuole elementari e le scuole medie. Abbiamo appena ultimato e inaugurato una nuova biblioteca che si trova proprio all'ingresso del paese. Questo è un po' il nostro fiore all'occhiello e la ciliegina sulla torta, se così vogliamo dire. Veggiano, paese di acque attraversato da Tesina e Bacchiglione, si è risvegliato più giovane dall'incubo dell'alluvione del 2010. Per fortuna abbiamo anche comunque avuto degli interventi molto importanti sia da parte del Genio Civile e quindi della Regione, un innalzamento delle arginature sia lungo il Bacchiglione che lungo il Tesina. Abbiamo quindi sempre un occhio di attenzione, ma per fortuna gli ultimi interventi ci fanno anche dormire sonni tranquilli. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Dopo alcune giornate piuttosto miti, nelle scorse ore il clima, ce ne siamo accorti, è cambiato repentinamente. Il weekend sarà caratterizzato dall'irruzione gelida russo-siberiana, bel tempo dunque, ma tanto freddo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di sabato 13 febbraio sarà asciutta e stabile, non sono previste piogge. Avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, ancora forti venti di bora. Temperature in picchiata, minime tra -8 e 0 gradi, massime invece di poco sopra lo zero. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo lo stesso scenario, ancora tempo stabile con tanto sole, il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime sui -6, -2 gradi all'incirca, massime invece intorno a 1-2 gradi. Infine la situazione sarà simile anche sul Trentino Alto Adige, sarà soleggiato infatti, salvo per locali addensamenti, ma saranno del tutto innocui. Temperature minime intorno ai -7 gradi, massime intorno invece a 1-2 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.